nei mesi scorsi il primo incontro con le rappresentanze istituzionali della Corsica, adesso questo progetto diventa operativo. C'è in programma l'istituzione di una consulta interistituzionale Sardegna-Corsica, da qui nascerà una collaborazione per i prossimi anni. Sì, in questi ultimi mesi abbiamo verificato una forte volontà bilaterale ad portare avanti un confronto unitario sui temi che sono comuni tra la Corsica e la Sardegna, e quindi l'istituzione di un comitato permanente di lavoro, una consulta permanente sardo-corsa, che rappresenti i consigli regionali, i rispettivi consigli regionali, e che possa affrontare, entrare nel merito dei singoli temi, credo che sia il passo importante, decisivo, che garantisce la continuità a questa volontà che finora è stata espressa anche con incontri e approfondimenti dagli esecutivi, dai presidenti dei consigli, e con l'incontro che faremo il 28 finalmente anche dai consigli regionali. Ecco, questa è l'occasione per riaffermare un progetto diverso per l'Europa, un'Europa in difficoltà. Sardegna e Corsica dimostrano con questo progetto di non volersi chiudere, ma anzi di aprire con un accordo tra isole quel vecchio progetto di un'Europa dei popoli. Sì, devo dire che in tutta Europa sempre di più vengono rivelate pulsioni di tipo autonomistico forte, richieste di autonomia dei diversi territori, dei diversi popoli, delle diverse nazioni che sono presenti all'interno dell'Europa, che ancora non hanno riconoscimento pieno e voce. E credo che all'interno di questa, che è una filosofia anche europea, appunto il riconoscimento, un'Europa dei popoli, un riconoscimento di tutte anche le diversità presenti, credo che all'interno di questo si collochi il percorso che Corsica e Sardegna stanno riprendendo, ricominciando. Esistono delle grossissime difficoltà nel rapporto con gli stati centrali, nel vedere riconosciuti le proprie difficoltà, quelli che vengono considerati dei diritti non riconosciuti, a differenza di altri territori continentali. E nell'ambito di questo nuovo rapporto credo che sia possibile rivendicare innanzitutto il riconoscimento pieno di una condizione che è indiscutibile, che è quella dell'insularità, e che è causa della difficoltà, dei ritardi, degli aumenti dei costi, e quindi della disomogeneità, della non parità di diritti rispetto al resto delle nazioni di appartenenza e al resto dell'Europa. In questo senso l'alleanza, la definizione di obiettivi comuni, l'utilizzo di spazi che la Comunità Europea mette a disposizione, è possibile ottenere dei vantaggi e dei risultati. Per questo si parla di una macro regione europea che deve cercare di confrontarsi non soltanto con gli stati di appartenenza, ma anche con l'Europa, conquistando progressivamente una maggiore e piena autonomia. Questo accordo interistituzionale avviene in un giorno particolare, Sadia de Sardegna, che è la festa del popolo sardo. Ha un significato fortemente simbolico questa decisione di riunirsi insieme nella sede che ospita la massima assemblea della Sardegna. Sì, assolutamente sì. Diciamo che abbiamo fortemente voluto questo incontro in questa data, e ringrazio i corsi, l'Assemblea Corsa, di aver accettato, di aver colto il significato. Evidentemente Sadia de Sardegna, la giornata del popolo sardo, la giornata dell'orgoglio sardo, che nasce, lo ricordo, per ricordare i motti che nel 1794 hanno portato alla insurrezione, alla cacciata del viceré della corte piemontese, quindi un gesto fortemente rivoluzionario, autonomista, antidispotista, che ha caratterizzato una parte della nostra storia, è un modello e vuole rappresentare tutto l'orgoglio sardo, e quindi collocare all'interno di questa data, che per noi ha un significato importantissimo, un incontro di questo tipo le dà un rilievo e sottolinea il significato, modernizzando Sadia de Sardegna, ma collocando proprio in un ambito di forte rivendicazione autonomistica, di maggiori spazi alle autonomie regionali, che vuole avere il nuovo incontro con la Corsica.